Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Thief. Bene, come potete ben vedere ci troviamo nuovamente all'interno di questo splendido gioco. Quest'oggi cercheremo di continuare la nostra avventura in single player. Avete visto sicuramente negli ultimi giorni la grande quantità di video di Rome 2 Total War che sono arrivati proprio perché volevo completare la campagna in Rome 2 con il popolo degli Ceni. Ma adesso ovviamente riprenderemo ciò che avevamo lasciato in sospeso, ovviamente la nostra campagna, con il nostro grande Garrett, che appunto si ritrova all'interno delle rovine sotterranee, una sorta di seminterrato della nostra Casa dei Fiori. Vi ricordate il bordello all'interno del quale dovevamo trovare quel libro famoso? Bene, mi ritrovavo a passare al di là del quadro, vi ricordate quel passaggio segreto? E il terreno dopo qualche metro appunto ha ceduto e quindi mi sono ritrovato in queste rovine antiche. Certo, ho effettuato ancora qualche passo in avanti, ho superato un paio di porte, un paio di rovine così semplici e adesso ci troviamo proprio di fronte al nostro obiettivo. Dobbiamo esplorare le rovine e ci troviamo dopo aver superato questa bella porta. Vi faccio vedere appunto il tragitto che ho appena attraversato, non c'era niente di strano, ecco, potete vedere tutta l'intera zona come è andata a crollare verso il basso e mi sono riuscito a salvare riuscendo appunto a ottenere vantaggio dietro questa porta. Allora, vediamo di analizzare la situazione, andiamo in avanti. Ok, potete vedere una bella vetrata del 1700, questa deve essere la zona corretta, rovine sotterranee. Purtroppo ragazzi non ritrovo molto istinto, se così possiamo dire, da usare per il nostro occhio d'aquila. Intanto attenzione, un calice lanciabile. Devo ricordarmi nella prossima missione di fare la spesa, perché davvero affrontare una missione così all'improvviso è proprio impossibile. Intanto un contenitore per rotoli, una porta da scassinare. Attenzione, un altro bel un altro, come dire, quadro della luce per dare un'occhiata alle trappole. Allora, 20 metri c'è il nostro obiettivo principale. Ovviamente ci sarà qualcosa di interessante, però questa porta qui davanti a noi un pochettino mi intriga. Chissà che cosa si ritrova al di là di questo bel portone. Attenzione, vediamo di scassinare il nostro Diabolic sempre nel sangue. Avanti, Skyrim e Diabolic insieme. Olè, devo riprendere un po' la mano con i nostri grimardelli. Olè, eccone uno. Ne abbiamo fatti due, ne resta uno. Grandioso, ce l'abbiamo fatta, non era una serratura così tanto complicata. Serratura Griffin del 1990. Oh, eccoci arrivati. Vediamo un po', deve essere appunto una strada secondaria. Vediamo un po', possiamo stare tranquilli perché non credo che ci sia qualcuno in queste rovine sotterranee. Attenzione, attenzione, una luce. Vediamo un po'. Attenzione, non vorrei saltare in aria ragazzi, non è che c'è qualche trucco, come dire, un pochettino all'amnesia, ci fanno saltare in aria, calma, vediamo un pochettino una libreria ormai antica, semidistrutta, nella melma più completa. Eccoci arrivati, attenzione, una bella luce davanti a noi. Ah, eccoci arrivati. Allora, vediamo un po', vediamo di fare qualcosa. Questo deve essere appunto il piedistallo di cui parlavano nelle lettere. Ve le ricordate appunto i documenti che abbiamo raccolto in passato nel capitolo 3, la combinazione di coil con la quale abbiamo ottenuto appunto l'accesso alla cassaforte. Beh, ci parlavano nel diario di Madame Xiao di uno strano piedistallo. Ho trovato questo piedistallo ragazzi anche al piano di sopra. Dopo aver attraversato quel quadro ho attivato il medaglione che abbiamo appunto nel nostro inventario e probabilmente andrà pure all'interno di questa zona. Vediamo se è vero. Eccoci qua. Allora, dobbiamo sicuramente ottenere una combinazione. Vediamo un pochettino. Allora, così possiamo girare gli anelli, come potete vedere. Vediamo un po' e lo dobbiamo inserire in questa zona. Vediamo. Ah, ho capito. Ah, allora funziona in maniera molto semplice. Dobbiamo trovare, probabilmente all'interno di questa stanza, la combinazione corretta da inserire nel nostro pentagono per aprire una di queste determinate porte. Date un'occhiata proprio andando a inserire il nostro anello, eccolo qui, anzi il nostro simbolo qui che abbiamo davanti, il nostro medaglione. Dobbiamo trovare la combinazione esatta girando gli anelli. Potete vedere che ci sono appunto incisi dei simboli. Ecco, dobbiamo effettuare una cosa del genere per riuscire a trovare la combinazione adatta per entrare appunto nella nostra, per riuscire ad oltrepassare quindi questo luogo. Quindi dobbiamo trovare ragazzi qualcosa da queste parti. Vediamo un po', ecco il primo simbolo appunto, fantastico. Ce ne deve essere appunto uno da quest'altra parte, probabilmente un altro qui intorno. Non è che ci spunta un ragnone da queste parti, no, qui non c'è niente. Diamo un'occhiata qui in alto. Ah, eccoli, erano nascosti. Perfetto, li abbiamo trovati. Quindi dobbiamo inserire immediatamente il nostro anello, a quanto pare, il nostro medaglione. Eccoci arrivati, ecco i nostri simboli. Vediamo di capire come inserirli. Eccolo, cambiamo immediatamente il nostro vediamo di ruotarlo di 360 gradi. Perfetto, rimane l'ultimo, un pochettino più interno.
Ok, combinazione trovata. Vediamo di inserirlo e capiamo un pochettino cosa si ritrova al di là di questa porta un po' illuminata. Eccola che ruota, fa un ottimo giro di 360 gradi. Olè, vediamo cosa abbiamo davanti a noi. Una bella statuina in oro massiccio, ragazzi. Non è che ci finisce, ragazzi, come a Indiana Jones quando ha raccolto nell'arca perduta quella specie di manufatto dorato. Ce l'abbiamo un sacchetto di sabbia da mettere lì davanti in modo tale che non sprofondiamo. Attenzione, ragazzi, ci vuole anche un pochettino di suspense. Pronti con la mano. Vediamo di schioccare le nostre dita. Prendiamola. Attenzione, presa. Non è successo niente. Apriamo il diario. Antica statuina. Di cosa? Una statuina intagliata sottratta alle sale segrete della città sotterranea. Stranamente ha un aspetto familiare. L'abbiamo vista anche quando siamo scesi, ragazzi, dalle scale. Proviamo, ragazzi, a metterla appunto in tasca. Non sta crollando niente. Non sta accadendo niente di strano, quindi ci siamo salvati. Avete visto? Non era molto difficile. Ovviamente conoscevo il meccanismo perché al piano di sopra vi era un piedistallo simile. L'ho attraversato e quindi conoscevo già come dire, lo stesso sistema, quindi per attraversarlo. Chiudiamo la nostra bella porta. Ottimo. Vediamo di procedere. Da queste parti non c'è niente di interessante. Vediamo di oltrepassare appunto questa bella arcata. Grandioso. Attenzione! Mamma mia che paura, come al solito. Vediamo un po'. Ah, vero, c'erano delle trappole, non me ne sono neanche accorto. Siamo mezzi morti e mezzi vivi, ragazzi. Meno male che abbiamo un po' del nostro maiale salato. Ah, vero, vi era una bella trappola. Il nostro quadro della luce. Vediamo di spegnere tutto ciò che appunto troviamo davanti. Vediamo se funziona. Ah, benissimo. Vediamo di procedere. Ok, perfetto. Vediamo cosa c'è da queste parti. Un atelier da pittore, eh? Vediamo un pochettino. Ok, una bella cassaforte. Potrebbe essere interessante. Diamo un'occhiata. Vediamo. Un sacco di libri. Vediamo se... non c'è niente di interessante. Vediamo di chiudere. Non è che una specie di trucco per farci del male, eh? Attenzione. Attenzione, non giriamoci all'improvviso perché potrebbero farci saltare in aria. Allora, vediamo di procedere da questa parte. Non c'è niente di che. 38 metri. Oh, attenzione, amico mio, che ci hanno spinto. Chi ci sono qua? Gli spettri, maledizione. Allora, vediamo. Una zona abbastanza abbandonata. Allora, vediamo di procedere verso il basso. Cerchiamo di scendere in queste profondità della terra. Deve essere questa la zona, no? Mamma mia, che rumori li sentite. Intanto siamo solo armati di un semplice bicchiere da whisky e non so quanto ci possa essere utile. 30 metri ancora davanti a noi. Ragnatele non mi piacciono. Andiamocene via. Via. 25 metri. Attenzione. Altri 20 metri. Addirittura un vecchio mulino d'acqua. Ma avete visto, ragazzi, quanti oggetti secondari che si possono ritrovare in questo gioco? Quella statuina non l'avremmo presa se non avessimo dato un'occhiata a quella bella porta. Quindi è meglio sempre dare un'occhiata a tutto. Qui non c'è niente. Scassina, ci deve essere qualcosa di interessante. Un vecchio cassetto sotto una scrivania. Vecchio e logoro, Vediamo. Attenzione. Peccato. Vediamo di prenderlo. Olè. Vediamo cosa si ritrova appunto all'interno di questo bel cassettino. Diamo un'occhiata. Olè, un contenitore per rotoli. Perfetto, purtroppo inventario pieno. Dobbiamo allargare le nostre tasche, ragazzi. Vediamo un po'. Oh, questa zona deve essere libera adesso. Vediamo di attraversare. Attenti. Ok, vediamo. Ci possiamo fare un attimino il pieno. Abbiamo un bicchierino d'acqua. Vediamo di riprenderci dopo tutta questa strada. Allora, ho detto che avrei trovato un libro, non una biblioteca intera. Ci saranno centinaia di tomi. infatti, è come trovare un ago in un pagliaio, amico mio. Dobbiamo cercarlo nella biblioteca abbandonata. Vediamo un po', forse il nostro occhio d'aquila ci può dare una mano. Intanto vediamo di riprenderci un po' di maiale salato con il nostro tasto preferito. Ok, da queste parti non ci deve essere niente. Diamo un'occhiata invece dall'altra parte. Attento a non romperti la testa, amico mio, a non sbattere le corna su questo bell'arco. Non c'è niente. Vediamo un pochettino. Attenzione, un bello spiraglio. Vediamo cosa possiamo ritrovare dall'altra parte. Non so cosa sia, ma non sembra umano. Cosa? Umano? Cosa c'è da questa parte? Vediamo un po'. Allora, sembra una specie di asse in legno, in ferro, qualcosa del genere. Dall'altra parte non c'è niente di interessante, ma forse può essere utile appena scopriremo qualche altra cosa, ragazzi. Vediamo un po'. Vediamo un pochettino. Da queste parti non c'è niente di interessante. Invece qui c'è una specie di passaggio segreto. Vediamo se possiamo attivarlo. Eccoci. Vediamo di trovare il meccanismo nella nostra libreria nascosta. Vediamo un po' con le mani del nostro grande Garrett, molto sensibili. Eccoci, passiamo. Il nostro grande amico avrà un tatto davvero sopraffino. Deve essere appunto da questa parte. No, è impossibile. Come? Abbiamo
perso il meccanismo. Vediamo, sono andato proprio molto leggero, non c'era niente? Ah, eccolo, ecco, come ho fatto a perderlo? Attenzione, siamo quasi arrivati, il libro numero 1, grandioso. Vediamo un pochettino cosa si ritrova al di là di questa bella porta. Non mi piacciono queste atmosfere cupe, eh? Attenzione, nuova mappa, dove ci siamo intrufolati, ragazzi. Siamo in una specie di vera e propria biblioteca sotterranea. Vediamo un po', che cos'è quello? Simbolo, cos'è? Un simbolo di 2 chiavi unite? Vediamo da questa parte. Credo di averlo già visto nella nostra statuina. Qui che c'è il camino di Babbo Natale. Non c'è niente, maledizione. Vediamo che cos'è quella specie di indicatore. Vorrei colpirlo magari con la nostra icona, ma abbiamo buttato, ragazzi, un vecchio bicchierino. Attenzione, nuovo punto di concentrazione. Apri il diario per potenziare la tua abilità. Allora, vi erano davvero svariate icone da poter potenziare. Furtività, noi avevamo potenziato, mi sembra, qualcosa già. Efficienza rapidità, intuito più che altro. Mostra dove sono nascosti gli oggetti da collezione e il bottino unico. Mostra impronte di mani presso i sentieri praticabili. Potrebbe essere molto utile. L'intuito è qualcosa da potenziare, certamente. Allora, vediamo di continuare dopo questa bella scelta. Intanto abbiamo portato al massimo la nostra grande abilità. Attenzione, che è successo? Sicuramente era una zona un pochettino nascosta in quest'ombra. Vediamo se possiamo ritornare indietro. Ah, ecco, perfetto. Vi era anche il meccanismo di ritorno. Vediamo se lo possiamo beccare. Eccolo qua, eccolo appunto vicino al libro sempre numero 1. Tomo di magia di Skyrim. Eccoci fuori, ragazzi, a quanto pare abbiamo preso solo il nostro punto di concentrazione, ma è opportuno dare un'occhiata più da vicino a tutte queste... Ah, ecco appunto, abbiamo ricaricato la nostra concentrazione al massimo. Un piccolo lingotto d'oro, da queste parti, d'argento più che altro. Qui vediamo un pochettino cosa si può nascondere. Un altro bel calice di vino. Attenzione, altro cassettino da scassinare. Ragazzi, scusate se sono così lento nella ricerca, però davvero voglio essere molto sicuro di aver trovato tutto. Ok, maledizione. Grandioso. Ottimo, un contenitore per rotoli da questa parte. Un'altra bella boccetta boccetta di inchiostro. Perfetto. Vediamo di continuare da questa parte. Attenzione. Ma ci sono delle crepe in questa grotta? Perché, come dire, da dove entra questa dannata luce? Vediamo di passare sulla destra. Il nostro grande ragazzone. Niente, niente, niente. Olè, eccolo arrivato, perfetto. Vediamo di aprire la nostra bella porta. Altro libro, attenzione. Chissà che cosa si nasconde dietro la porta numero 1. Nuova mappa, rovine sotterranee, torre della biblioteca. Siamo, ragazzi, ancora... Questo è un labirinto. Andrò verso la torre centrale. Se dici così, amico mio, rispetto il tuo pensiero. Allora, entra nella torre centrale. Deve essere appunto vicino alla nostra posizione. Ok, un bel capitombolo dall'altra parte. Oplala, eccoci arrivati. Allora, vediamo un po'. Tutta questa gran fatica per trovare un libro, maledizione. Mi sa che abbiamo ultimato la nostra stanza, quindi possiamo uscire. Ok, vediamo di procedere. Ah, una bella valvola. Vediamo un pochettino, mi hanno sempre attirato queste valvole. Proviamo a vedere come si fa a girare. Attenzione, calma. Allora, gira. Ah, con il mouse addirittura. Guardate che figo. Allora, vediamo di capire. Stiamo crollando, cioè un attimino. Però, ragazzi, guardate un attimino a destra, proprio in alto a destra. Quel simbolo delle chiavi lo vedo spesso. Forse servirà a qualcosa. Proviamo a girare. Ecco, ecco, sto girando il mouse, ragazzi, intorno alla scrivania. Sto facendo davvero una grande... Ok, un grande cerchio. Olè, stiamo portando davanti a noi un grandioso... Oh, eccoci. Molto Un bel utile. ponticello. Ah, ce l'abbiamo fatta. Guardate, vedo queste chiavi dappertutto. 2 chiavi incrociate. Vediamo di dare un'occhiata proprio ai nostri oggetti da collezione. Allora, bottino unico. Eccolo qui, l'antica statuina che tiene in mano appunto queste 2 chiavi. Vediamo che cosa possono significare. Avranno un significato nascosto. Una bella allegoria appunto statuaria. Vediamo di trovarla. Da queste parti... non c'è un bel niente. Purtroppo non siamo Altair, quindi non possiamo prendere la scorciatoia. Dobbiamo andare come degli uomini normali verso il nostro labirinto. Vediamo un pochettino da questa parte. Attenzione a non romperci il collo, eh? Altro giro di mouse, ragazzi. Pronti? Via! Giriamo a tutta forza in modo orario. Eccolo, attenzione a non buttare mouse e lampada a terra. Ok, perfetto. Attenzione alla testa, amico mio. Non vorrei che ti spaccassi il cranio con tutte queste scale alle quali piace cambiare. Mi sento un po' ad Hogwarts, ragazzi, con tutte queste scale che gli piace cambiare da una parte all'altra. Non credo che stiamo andando verso la sezione proibita, Infatti tutte queste icone un pochettino di colori verdi. Eccole qua. Vediamo come facciamo a salire la... Salto facile. Andiamo avanti.
come faccio? Non sei Altair, amico mio. Come fai a fare un salto del genere? Cioè, non ho capito. Forse dobbiamo scendere. 2. Maledizione. C'è appunto un simbolo qua a terra che potrebbe interessarci. 2. Mi ricordo. Eccolo un altro. Ah no, lì c'è un'altra bella ruota. Mi ricordo un pochettino sempre Indiana Jones. Questa volta l'ultima crociata. Ve lo ricordate quando ha trovato i numeri stampati nei. Come dire. Proprio incisi nelle colonne. Quando ha trovato 10, 10. 7, 7. Cerchiamo il 10 qui intorno. Noi, chissà, forse questo numero a terra serve a qualcosa. Vediamo un pochettino. Qui intanto un'altra bella valvola. Voi ragazzi ricordatevi il numero 2, numero romano. Intanto... noi siamo saliti qua, perfetto. Quindi, no, calma. Ok, vediamo di lasciarla qui. E che è un labirinto di cunicoli, quindi 2. Perfetto, vediamo di ricordarcelo. Procediamo da questa parte. Ok. Non c'è un biglietto. 3, perfetto. Ok, Indiana Jones, l'ultima crociata in persona. Vediamo un pochettino. Da questa parte abbiamo già alzato il ponte, ok. Quindi sicuramente dobbiamo ricordarci anche del numero 3. Allora, saliamo ancora un pochettino più in alto. Vediamo, forse questi numeri serviranno ragazzi a qualcosa. Vediamo un po', qui non si può fare un bel niente. Allora, ma proprio siamo arrivati da questa parte, cosa possiamo fare? Vediamo. Qui dobbiamo necessariamente scendere verso il piano di sotto. Ok, siamo arrivati da questa parte mi sembra. Vediamo un po'. Sì, infatti, vediamo un pochettino. Addirittura qui c'era un bel giglio. Quello qui è un papavero addirittura. Ok, proviamo invece a salire qua su se possiamo. Ok, proviamo a farci strada appunto verso il piano superiore. Beh ragazzi, scusate un attimino per l'interruzione, ma mi sono fermato proprio perché non riuscivo a comprendere il significato di questi numeri romani accoppiati anche alle scale di Hogwarts che continuavano a muoversi. Bene, grazie agli aiuti del nostro grande professor Jones e del suo grande amico Marcus sono riuscito a comprendere che dobbiamo certamente seguire questi numeri che hanno un vero e proprio significato. Nel momento in cui si accende una torcia qui davanti a noi vuol dire che abbiamo completato il passaggio correttamente. Allora ho seguito il numero 1 ruotando la prima scala, la seconda scala col numero 2, seconda torcia accesa. Saliamo ancora verso l'alto, potete vedere anche la terza torcia accesa con il nostro numero 3 probabilmente, eccolo lì. E diamo un'occhiata, ovviamente sempre lo stemma delle due chiavi unite. Troviamo anche il numero 4 dall'altra parte se non sbaglio, anzi il numero 2, il numero 4 è qua sopra, l'avevo visto prima, quindi forse con un bel salto riusciamo ad arrivare dall'altra parte. Grandioso, adesso però ragazzi dobbiamo stare molto attenti a comprendere la strada, ok? Attenzione, speriamo che abbiamo salvato tutto correttamente. Benissimo. Allora, cerchiamo di salire al piano di sopra, ragazzi. Attenzione, vediamo di procedere con calma. Davvero, ci ho messo un po' a capire come funzionava, perché un attimo mi ero perso tra le due scalinate. Avevo visto anche delle strade secondarie che a volte, sì, possono essere d'aiuto perché ti danno ovviamente degli oggetti importanti, però in altri casi possono anche confondere. Ho visto anche determinate corde che potevano forse aiutarmi a salire verso l'alto, ma erano forse materiale secondario, una sorta di dato falso che non mi dava nessuna opportunità di risolvere l'enigma. Quindi ho capito che dovevo incastrare le scale in modo tale da risolvere tutto nella maniera concreta, e adesso a quanto pare ce la sto facendo. Vediamo di salire ancora verso l'alto. Intanto grazie al cielo il nostro professor Jones ci è stato molto utile. Vediamo di fare un bel salto grandioso. Attenzione, dove siamo finiti? Ehi, calma amico mio. Con discreta certezza il libro è questo, ma per rubarlo dovrò liberarlo. Vediamo di liberare il nostro caro libro, il nostro libro rituale. Beh, adesso che ci penso, l'enigma non era così complicato. Meno male che mi sono accorto appunto dei numeri che dovevano essere seguiti. Appunto, numero 3, numero... Certo, ho trovato un po' di difficoltà perché mi ero smarrito in quelle vie, come dire, secondarie. Ma a quanto pare adesso il problema è stato risolto. Scusate ragazzi un attimo per l'interruzione. Attenzione, intanto qui un braccialetto. Ok. Allora, vediamo di capire come attivare nuovamente il nostro sigillo, che può essere utilizzato alla grande. Forse il materiale che abbiamo raccolto in precedenza può essere utilizzato nuovamente. Attenzione. Ok ragazzi, però vi voglio mettere un attimino in allerta, proprio perché quando ho attivato il terzo meccanismo ho visto una creatura strana, una specie di unione tra Smeagol, Bilbo o qualcosa del genere, che si muoveva in mezzo all'ombra. Quindi non vorrei che ci stesse seguendo, quindi attenzione se ogni tanto all'improvviso avviene qualcosa di strano. Quindi attenzione. Vediamo di inserire la nostra bella chiave, chiamiamola così. Vediamo se l'abbiamo liberato. Eccolo che fuori esce dai meandri dell'oscurità il nostro grande libro segreto. Allora, vediamo di prenderlo. Attenzione. Oh, deve essere appunto ben chiuso. Attenzione, mamma mia, un ricordo. Colpisce e affligge il nostro amico. Le chiavi. Il libro preso. E una notte sotto la città tutta da ricordare.
Non lo so, amico mio, quanto possiamo ricordare questa notte. Però dobbiamo adesso fuggire dalle antiche rovine. Ah, ecco cos'era questa corda. Vedevo queste corde da sotto, ragazzi, proprio dai piani inferiori, e non riuscivo a capire appunto che cosa fossero. Però a quanto ho capito adesso possiamo utilizzarle per fuggire. Vediamo di fare un pochettino di Tarzan. Vediamo se possiamo lanciarci su una corda e poi su un'altra corda. Ok, proviamo a oscillare verso quella zona di accesso. Ottimo lavoro. Allora, però dobbiamo fuggire da questa zona. Ma non penso che sia così difficile. Avete visto, ragazzi, quanto è stato semplice entrare. C'è stato un attimino di difficoltà proprio per riuscire a trovare la strada corretta, però a quanto pare adesso la via di fuga è ben segnalata da questa bella linea azzurra. Ole, vediamo di scendere proprio in basso. Arriveremo, ragazzi, alla prima stanza. Adesso mi sono fatto proprio una vera e propria strategia in mente per affrontare questo davvero cunicolo, quest'unione di cunicoli. Ok, vediamo di lasciarci. Ah, grandioso. Però prima di andare avanti vorrei capire di che cosa tratta questo libro. Bottino del cliente, il libro rituale, ovviamente sottratto alla biblioteca sprofondata che si trova sotto la casa dei fiori. Certamente può essere interessante. Allora, vediamo di ripercorrere il nostro tragitto al contrario. Ecco appunto lo spioncino da dove abbiamo osservato la zona circostante. Perfetto, vediamo di risalire la nostra biblioteca fino in alto. Attenzione, come al solito, questi dannati rumori maledetti. Vediamo di trovare il nostro grande meccanismo. Eccolo qui. Quindi, ragazzi, ve l'ho detto, ho trovato prima una strana creatura mentre pensavo al possibile passo da fare, da effettuare. Ho visto una strana creatura, davvero molto, eccola, pericolosa. Scriptorium, il nostro grande scrittorio. Vediamo se possiamo fare qualcosa. Abbiamo una bella bottiglietta di vino, 2 guardie davanti a noi, pieni di soldi. Proviamo a passare da questa parte. Shhh. Eccole. Eccole. Silenzio, ragazzi. Silenzio. Silenzio. Ce l'abbiamo fatta. Adesso, ragazzi, possiamo parlare ad alta voce. Meno male, li abbiamo superati con calma. Allora, siamo arrivati al nostro mulino d'acqua. Le rovine sotterranee sono state attraversate. Salviamo. Bene, ragazzi, sono riuscito a salvare, grandioso. Vediamo di procedere verso la nostra zona di salvezza. A quanto pare delle guardie hanno infestato questa zona, quindi vediamo un po' quello che possiamo fare. Ovviamente in questo, attenzione, una guardia davanti a noi sta procedendo con una bella torcia. Io direi di nasconderci qui, ragazzi. Ovviamente, ragazzi, in questi giochi con questi salvataggi disponibili tutto è molto più semplice. Io mi ricordo sui vecchi giochi come Hitman, Silent Assassin, c'erano dei salvataggi davvero molto limitati in ogni partita, e questo rendeva il gioco molto più complicato. Ovviamente sono scelte diverse che possono aumentare o diminuire la difficoltà di un gioco. Vediamo se possiamo neutralizzare la nostra bella guardia. Vieni qua, bello. L'abbiamo completamente fatta a pezzi. Lasciamo il corpo qua sotto. Attenzione a non precipitare. Attenzione, fermiamolo. Meno male, potevamo ucciderlo, ragazzi. Meno male, guardate che fine avrebbe fatto se fosse caduto e precipitato là sotto. Allora, vediamo se possiamo procedere adesso con calma. L'abbiamo fatto fuori. Vediamo di sbirciare. Non c'è nessuno. Attenzione a queste dannate luci. Devo fare proprio una bella scorpacciata di materiale appena usciamo. Un sacco di frecce incendiarie, sicuramente anche piene d'acqua. Sicuramente ci potranno aiutare. Attenzione. Se avessi avuto quelle dannate frecce con rampino avrei ottenuto ottimo vantaggio in quella zona lì delle scale. Attenzione. Ma cosa? Sento qualcuno. Oh, ci hanno beccato, ragazzi, non me ne ero neanche accorto. Vediamo di procedere. Andiamocene via, andiamocene via. 18 metri il nostro obiettivo principale. Altra guardia davanti a noi. Ci sta inseguendo un altro dannato ubriacone. Vediamo di fuggire. Qui avevamo sbloccato una porta. No, 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 perché la serratura? Perché la serratura? Entriamo qua dentro e basta. Entriamo e basta. Chiudiamo questa dannata porta. Olè, vediamo di dare un'occhiata dalla nostra serratura. Allora, vediamo se c'è qualcuno che ci segue. 11 metri. Ecco, quel dannato si è girato. Vediamo, aspettiamo, ragazzi, è meglio essere prudenti. Aspettare 3 minuti qui non ci costa niente. Vediamo se quel dannato ci sta seguendo. Intanto 11 metri verso l'alto. Ok, non c'è nessuno, possiamo procedere. Apriamo la nostra bella porticella. E queste guardie proprio nascoste. Ah, la corda è lì in mezzo. Dobbiamo neutralizzarlo, ragazzi, in un modo o nell'altro. Vediamo di non essere così sfortunati da beccarlo proprio mentre si gira. Ok, attenzione, qui la strada è finita. Ma prima era girato dall'altra parte. Non vorrei che si girasse proprio quando io gli vado dietro. Vediamo. Non c'è nessuno. Non vorrei. Aspettiamo un attimino, Allora, eccolo che si gira. Dai, aspettiamo, dai, maledizione. Girati, brutto dannato. Dai. Abbiamo la nostra bottiglia di vino in mano. Più che altro un bicchierino di whisky. Ok, vediamo di attirarlo da quella parte. Ehi, mi sa che ho sentito qualcosa. Sì, amico mio, è giusto.
È giusto, senti bene amico mio. Senti bene e fin troppo bene. Adesso non ti faremo sentire per qualche mesetto con questo colpo alla testa. Allora lasciamolo qua sotto a farlo divorare dai topi. E intanto noi ragazzi ce ne andiamo al piano di sopra. Vediamo se possiamo arrampicarci. Oh, non riesco a salire. Non riesco a salire, maledizione. Ah, vero, mi ricordavo che c'erano due casse messe una sopra l'altra. Ecco a cosa servivano. Eccola qui. Corda numero 1. Vediamo un pochettino. Mentre era nell'esercito il nostro caro Garrett faceva appunto salto con la corda e tiro alla fune tutti i giorni, quindi per lui è stato un gioco da ragazzi. Bene, vediamo di procedere verso sopra. Attenzione alle più svariate. Che sono sti strani rumori? Bene, allora, vediamo un pochettino. Forse dobbiamo fare un salto da quella parte. Proviamoci. Olè, eccoci arrivati. Modalità terza persona. Vediamo di procedere. Un bel salto verso l'alto. Attenzione, tanto sta crollando tutto. Procedi, amico mio. Procedi, amico mio. Con cosa le hanno incollate queste assi? Con lo sputo, ragazzi? Non lo so. Eccoci. Arriviamo. Piano di sopra. Mi piace questo cambio di modalità tra la terza e la prima persona. Ma intanto eccoci arrivati il nostro Garrett dopo tanti Uniscimi, madre. dopo tanti giorni appunto nei sotterranei è riuscito finalmente ad arrivare. Vediamo se possiamo uscire da questa stanza. No, non toccarmi la gamba. Attenzione. Che c'è, generale? Vediamo se possiamo uscire da questa zona. Intanto il nostro troppo Garrett mamma per molto voi. attento. Non osare più parlare di mia madre a quel modo, puttana. Attenzione. Uno scontro. Torna qui. Ecco, come al Succede, solito. generale? Lume a petrolio che prende fuoco. Non è che crepiamo qua sotto, amico mio. Cerca di uscire. Cerca di uscire in qualche modo. Adesso si stanno scontrando. Non è che lo uccidono. Attenzione, aveva un pugnale in mano quella. Vattene via. Vattene via, amico mio. Vattene via. Mettetemi alla prova. Vattene via. Maledizione. L'ha visto. Attenzione, andiamocene via. Andiamocene. Garrett, maledizione. Via di qui. Questo ci ammazza, eh? Non è come una delle semplici guardie. Mi ricorda un pochettino la fuga dall'hotel con il nostro grande Hitman. Vediamo di fuggire. Eccoci. Eccoci. Tu, l'uridorato. Io ti ammazzo. Squagliamocelo, amico mio. Andiamocene via. Via, 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 via. Calma. Essere più gentile. Infatti, amico mio, sei davvero un cafone. Chiudiamolo qui dentro con il suo bastone da passeggio. La pagherai cara. Completato. Abbiamo finalmente ultimato questo nostro capitolo segreti sporchi, un pochettino difficile se così possiamo dire. C'erano davvero tante possibilità di fallire. Abbiamo visto anche le diverse come dire, i diversi enigmi presenti all'interno di questo capitolo, la cassaforte, le scale, davvero tanti imprevisti che sono stati affrontati come afferma il gioco da predatore più che altro, anzi da opportunista più che altro. Infatti date un'occhiata, da fantasma non abbiamo proprio giocato. Sicuramente siamo stati degli opportunisti, abbiamo sfruttato il fato, l'abbiamo volto al nostro vantaggio e abbiamo completato la nostra sfida ottenendo un bottino abbastanza cospicuo, il 50%. Continuiamo, ovviamente adesso arriveremo alla torre dell'orologio con un lieve ritardo, però posizioneremo tutti i nostri 7 notti dopo, posizioneremo tutti i nostri ricordi di questa missione all'interno delle nostre teche. Vediamo un po', qua non c'è niente. Allora, dove sono tutti i nostri ricordi? Bottino unico, eccoli qua, il nostro grande la nostra grande opera statuaria, perfetto. Bottino del cliente, il nostro libro rituale, le spire mortali, vediamo un pochettino. No, questo non c'entra, della nostra missioncina precedente. Qui non c'è nient'altro. Diamo un occhio. Perfetto. Allora, vediamo da questa parte. Mi sa che non c'è niente di interessante. Allora, bene, abbiamo completato la nostra missioncina. Vediamo di completare anche il nostro seguito andando verso l'alto. Vediamo dove possiamo andare. Ah, ecco, c'era un altro bel video pronto. Che cos'è? Una freccia? Giochiamo a freccetta, amico mio. Che cosa stai facendo? Ah, finalmente abbiamo qualche freccia in più. Jennifer. Il nostro corvo preferito. Attenzione. M'hanno ferito, maledetti. Sa che è morto.
E sicuramente al Creeped Barrick ci cercano. La nostra Jennifer purtroppo è morta appena adesso sul davanzale, la Jenny di Forrest Gump. Quindi vediamo di uscire all'aperto e andare a Stone Market, ragazzi. Certamente devo fare un po' la scorta di tutti questi elementi, frecce, roba del genere. Non mi ricordo precisamente dove andare, però se non lo trovo, ragazzi, scrivetemelo nei commenti per farmi appunto rispolverare la memoria. Intanto scendiamo al piano di sotto perché mi sembra che siamo ancora un po' in alto. Vediamo un po' se è vero, mi sembra di ricordare bene. Siamo usciti nel davanzale in pietra, ecco, come al solito. Questa non è giustizia! Siete colpevole di furto e cospirazione con il movimento degli eletti. Le vostre ultime parole? Vi prego, non ho mai... Oh, Il mamma tiranno di mia. ferro vuole ucciderci! Ode alla Non si giustizia fermerà! del barone. Dobbiamo fare a pezzi, ragazzi, questo barone proprio al più presto. Sta massacrando la popolazione senza che appunto che fa nulla. Vediamo un po' dove siamo. Me lo ricordavo, eravamo qui al piano superiore, in questa città sempre più occultata dal fumo e dalla nebbia. Finalmente fuori. Allora, purtroppo quel poverino appunto è deceduto là fuori, quindi vediamo se possiamo cercare il nostro luogo preferito, ovvero 35 metri. Allora, andiamo in avanti. Creeped Barrick deve essere questa zona. Non credo che possiamo uscire all'aperto vestiti così, quindi vediamo di andare immediatamente verso l'alto. Allora, diamo un'occhiata alla nostra mappa. Deve essere qui. Mappa. Allora, vediamo un po'. Qui cosa possiamo trovare? Attenzione, vai alla banca per quell'altro obiettivo che per adesso non ho fatto. Regina dei mendicanti. Da quest'altra allora, ragazzi, andremo adesso dal mercante e in seguito completeremo la missioncina alla banca che qualcuno di voi mi ha chiesto. Infatti volevo prima terminare la missione nel bordello, se così possiamo dire. Siamo circa due o tre gameplay che ci troviamo ancora in quella zona, che ci trovavamo in quella zona. Finalmente siamo usciti, adesso andremo immediatamente dal nostro mercante a fare un pochettino la scorta di tutti i nostri oggetti più interessanti, anche strumenti più interessanti. Ed ecco che ci troviamo proprio al Creeped Barrick, alla taverna. No, ho sbagliato, maledizione. Credevo che ho confuso un attimino le icone. Non voglio affrontare un'altra missione così, però adesso partirà sicuramente un bel video d'avventura. Però adesso non iniziamo la missione senza prendere ovviamente le nostre frecce, eh? Attenzione, cerca qualcosa. Cosa stai facendo? Garrett, il libro che hai rubato per me è sparito. Come? Chi è questo? Dov'è Basso? Il generale cacciatore l'ha portato via insieme ad alcuni dei miei eletti. L'ha preso lui. Avevo immaginato Hanno rubato il di essere libro? del barone. Stai dicendo che il mio amico è stato catturato e picchiato per quel libro? Cosa di così importante? Molti segreti ritenuti perduti, ma al suo interno è contenuta la chiave per la salvezza della città e di noi tutti dal morbo. Ah, giusto, dimenticavo. Ah, non si E vedono so che il sottotitoli. barone non lo usa. Vedrò di aggiungerli. Tale scopo però ce l'ha. Basso sapeva che era importante. Per tua fortuna è ancora qui. Basso non è stupido. Il libro. Wow. Sembra interessante. Dove hanno portato Basso? Alla rocca, ma è ben presidiata. Non sarà facile entrare. Bene, pane per i miei denti. È impossibile. Aspetta. Forse un modo c'è. Continua. Jacob, fedele, devoto alla causa, voleva colpire il barone dritto al cuore, così ha studiato la rocca per qualche tempo. Ah, Lui sa come entrare. grandioso. Grandioso. Come trovo questo Jacob? Il barone lo ha incatenato a Greystone, come monito per chi vuole opporsi. Torturato, ma vivo. Trovato il mio ricettatore, penserò al tuo eletto. Noi due non siamo così diversi. Garrett, tu cambi la storia e un giorno il popolo ti ringrazierà. Pensi troppo al popolo, Orion. Robin Hood.
Bene ragazzi, Vediamo mi se dispiace ma... Jacob, l'uomo di Orion, sa qualcosa. Lo troverò in piazza Greystone. Ok, vediamo di raggiungere piazza Greystone, però prima un'ottima scartoffia, tradimento. Eccola qui, a quanto pare il libro era da queste parti. Devo attivare i sottotitoli, maledizione, me ne sono dimenticato. Allora, vediamo di procedere al piano superiore. Ok, vediamo un pochettino dove ci troviamo. Allora, il nostro mercante deve essere appunto dall'altra parte. Allora, vediamo di Qui arrivare. ci vorrebbe un bel chiosco di sbobba. Grazie amico mio, però per adesso non ne ho bisogno. Ho tutto l'occorrente per i tuoi loschi bisogni. Eccoci arrivati. Allora, per quanto riguarda vendi risorse non abbiamo proprio un bel niente, però possiamo acquistare strumenti e potenziamenti. La chiave inglese è davvero uno strumento molto importante, ma ovviamente anche la pinza tagliafili. Dobbiamo decidere capacità della nostra faretra, resistenza del cuoio, imbottitura del cuoio. Visto che noi agiamo molto furtivamente, non abbiamo nessun bisogno di essere più abili magari nel resistere a eventuali attacchi di armi da contundente. Quindi il nostro obiettivo per adesso è ottenere qualcosa che ci possa facilitare il lavoro. La chiave inglese potrebbe essere qualcosa di interessante, utilizzata per aprire le inferriate e rimuovere le targhe fissate con i bulloni. La pinza tagliafili ovviamente disattiverebbe le trappole e gli allarmi. Io acquisterei per adesso la chiave inglese al prezzo di 1000 monete d'oro e ovviamente... Perfetto, comprerei con i restanti 310 qualche freccia. La freccia d'acqua, bene, ne compriamo un paio ragazzi, ne compriamo ben 5, molto utili. Compreremo anche 2 frecce con corda se ci bastano i soldi, va bene. E ovviamente anche un'altra freccia spuntata per attivare meccanismi da lontano. Ne acquistiamo ben 5. Ok, purtroppo non ho altri soldi, visto che ci siamo compriamo un'altra freccia d'acqua e attendiamo magari la prossima avventura per utilizzare il nostro materiale ragazzi. Mi piace di questo gioco la grande possibilità di acquistare oggetti. Abbiamo però 2 frecce con corda, vediamo un pochettino, abbiamo anche le nostre frecce con acqua e pronti per la nostra prossima avventura. Avete visto ragazzi ovviamente nella nostra sezione degli obiettivi come a piazza Greystone ho rubato il vecchio libro della Casa dei Fiori. Ovviamente crede di poter salvare la città il nostro grande amico. Da quello che vedo non so se ne vale la pena. Comunque il popolo lo stima molto, basso compreso, e i suoi seguaci, gli eletti, aumentano. Tuttavia tra Barone, Morbo e morte di stenti non c'è molta scelta. Vediamo cosa possiamo fare all'interno della prossima avventura ragazzi. Sicuramente la storia si amplierà ancora di più, però la banca è un altro obiettivo che ovviamente mi sta come dire a mente. Vediamo di completarla all'interno della prossima avventura. Qualcuno di voi mi ha detto appunto che non l'ha ancora visto, quindi magari lo affronteremo insieme e vediamo di che cosa si tratta. Ci becchiamo ragazzi all'interno del prossimo gameplay per analizzare ancora di più la nostra grande storia che sta diventando sempre più avvolgente. Ciao a tutti. Ciao a tutti.